chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Dai, non ti sente? Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano, un italiano. Ciao ragazzi, benvenuti. Insomma, vi siete resi conto chi avevo alle spalle che cantava insieme a me, insieme a noi? E voi siete pronti a divertirvi, siete pronti a mandarvi messaggi al 348 80 40 254. Lui è qui che si sta mettendo la giacca perché ha avuto un'ora e mezza di tempo per mettersela. No, il problema di quando uno si mette la giacca è che non trova mai la manica, e a lui sta succedendo questo. Chi è lui? L'uomo col papillon d'oro, Claudio. Ciao Claudio. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Beh, siamo partiti alla grande col pianoforte che è andato tutto per gli affari suoi, però sono contento che sei qua. Sei pronto a far cantare tutti loro. A proposito, 348 80 40 254 per le vostre fotografie, le vostre richieste, i vostri saluti. Ma parliamo di richieste, perché in settimana mi è arrivato un messaggio da un mio carissimo amico, un ascoltatore di Casa Peiretti di Cavour, il signor Piero, che mi ha richiesto un brano di Battiato, e adesso tu ci canti. Ti lascio a te l'onore di cantare il più bel brano che ha scritto Battiato. Grazie. La cura. Per voi. Che succede lì? Tutto a posto, ragazzi? C'è il gatto che... abbiamo veline, abbiamo gatti, abbiamo tutto questa sera, ragazzi. Eccola qua. La cura. Proteggerò la paura delle ipocondrie, dai turbamenti che ad oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Alla voce per voi, Claudio, la cura. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero andato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare.
percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebriranno i nostri corpi. La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Claudio per voi. Grazie. Che brano, ragazzi, che brano. Ti chiedo scusa perché a un certo punto ho detto devi fare un passo in là e ti ho fatto perdere il filo. Errore mio, colpa mea, colpa. Il bello della diretta. Mea grandissima colpa. Adesso però, mio caro Claudio, è arrivato il momento più atteso di questa settimana, perché è partito questo contest, questo quiz tra questa gara tra 7 band. Ragazzi, allora, se possiamo fare meno rumore, è carina, è così bella, è pronta per entrare in onda perché è il suo momento, è l'emozione. Però stavo parlando di queste 7 band che a Bagnolo si sono messe una contro l'altra a suon di note, a suon di musica, per vincere il premio Casa Piretti, il premio Rete 7. Tutta la settimana che i nostri amici a casa votano, dalle 20 alle 21 in diretta. Potete solo più oggi, altrimenti i vostri voti dovete girarli sul nostro canale YouTube, andare a cercare la puntata inerente a Bagnolo, al Music Fest, e mettere il vostro preferito. Adesso insieme a Elena, così non mi demolisce lo studio. Ciao Elena, buonasera, vieni qua in mezzo a noi, vieni qua. Ciao Elena, come stai? Tutto bene? Già ride perché ha già fatto cadere di tutto, ma non è tanto colpa tua, è più colpa del gatto, È il gatto che quando vede Elena impazzisce e quindi non ne capisce più niente e mi tira giù tutto. Adesso andiamo a rivedere le 7 band in concorso. Ok, voi potete votarle ancora oggi, avete tempo solo fino alle 21, poi mi raccomando continuate a votare su YouTube. Sono contento perché un quiz è un gioco partito un po' così e sono arrivati migliaia di voti ed è una cosa bellissima, molto più dell'altro anno, quindi se ogni anno noi ci miglioriamo, bene così. Adesso amici a casa, siete pronti? 348 80 40 254 a votare la vostra band preferita. Andiamo a rivedere l'esibizione del SDM Nuove Zone d'Ombra che potete votare con il codice 1. Vai Paolo! Questi erano gli SDM Nuove Zona d'Ombra. Ripeto, codice 1 presenta la seconda band in gara. Affittasi Cantina. Esatto. Col codice 2. Col codice che c'è scritto lì, conosci così mi guardi a me. Certo, Affittasi Cantina, potete riascoltarli e se vi piacciono votarli con il codice 2. Io non vedo più la realtà, non vedo più che punto la legge differenza fra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà né quanta tenerezza tiene. Invece se volete rivedere, anzi rivedete, riascoltate la musica dei Ruins, se vi piacciono, il codice è il 2. No, il 3. Quelli di prima erano i 2. I Ruins che sono adesso sono il codice 3. Non ci siamo. Di qui a fine puntata secondo me riusciamo a fare una cosa bella. Dai Ruins, codice 3. She got better day beside you, tell her more than you. Round you like you a dice until you come out blue.
She got Betty Davis eyes. And she'll tease you, she'll unease you, all the better just to please you. Adesso se volete votare il Red Wine and Blues, il codice è il 4. Andiamoli a risentire. Andiamo a risentirli. Ci siamo. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You get me shivering like a pillowcase. Makes you let my love go to waste. Please unchain my heart, baby, let me be. Mentre per votare la musica degli All In, il codice è il codice 5. Accorri adesso corri, finché il respiro non si spezza. Vola sopra l'urlo dei battitori. Dimenticare tutto, il cielo al bosco e fiordalisi. E perso l'orizzonte, lasciare indietro la paura. Se volete votare i Blue Serpent, il codice è il 6. Andiamo Esatto. a sentire. Brava. Vai con gli userpenti. J'arrivello via fra la langhetta d'ansia, j'arrivello via fra la langhetta d'ansia. Lauromeno, Lauropeno, j'arrivello becco fa. Lauromeno, Lauropeno, j'arrivello becco fa. Sara Hennens Band ha il codice 7 e questa è la sua voce, questa è la sua musica. Ti accanto, mi interessa sentirti, sento che mi manchi, sento che mi manchi, voglio averti accanto, mi interessa sentirti. Io ti scrivo nel silenzio, per lasciarti parlare. E adesso andiamo a vedere la classifica provvisoria. Questa classifica è data dai voti arrivati fino verso le 15 di oggi pomeriggio. Poi anche quando non siamo in onda continuano a votare, arrivano voti e questo mi piace tantissimo. Mi raccomando, in televisione, quindi al 348 80 40 254 fino alle 21 esatte di questa sera. Poi chiudiamo il voto televisivo, ma resta aperto il voto su YouTube. Sei pronta a dare la classifica? Nel frattempo mi ha telefonato Pippo Baudo, ho detto che ci vuole a Sanremo. Sì, ci vuole a Sanremo. Voglio a Sanremo, vi voglio io, vi ho scoperti io. Non è vero, però ci vuole a Sanremo. Quindi sei pronta? Andiamo a Sanremo? Prontissimo. Viene anche lui? Andiamo. Eh beh sì. Già. No, così no, perché altrimenti poi perdo un amico e perdo un cantante. Andiamo a vedere la classifica provvisoria, mi raccomando provvisoria, perché il voto di YouTube può confermare o ribaltare il risultato. Questa frase me l'ha insegnata Borghese. Infatti dilla anche tu che fa figo. Paolo, andiamo a vedere la classifica provvisoria. Al terzo posto, vai, questo lo dici, terzo posto. SDM Nuove Zone d'Ombra. Che potete votare col codice 1. Secondo posto abbiamo un pari merito, quindi tra Affittasi Cantina col codice 2. e i The Ruins codice 3. E ancora in testa per 4 puntate consecutive, attenzione, la Sara N Band con il codice 7. È partita davanti come Verstappen e per adesso nessuno è arrivato vicino. Però devo dire che tanti voti, ieri la classifica era completamente diversa, stanno arrivando tanti voti per tutti e quindi non si sa, lo scopriremo soltanto vivendo. Grazie Elena, ci vediamo dopo, ci vediamo dopo per tante Sara Verstappen, Sara Verstappen, ma è Sara N. regia. Andiamo avanti con la musica, arriva un brano bellissimo parlando di Pippo Baudo, mi viene in mente il Festival di Sanremo e questa canzone è stata protagonista in un festival di qualche anno fa, Finalmente tu.
e non finiscono. Mi dividono da quegli immensi attimi rinchiusi nelle braccia tue. Corrono manovre incomprensibili che poi si perdono nel telefono, quegli occhi tuoi invisibili, ancora più distante tu. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi. Corrono dell'orologio i battiti che mi riportano. Un attimo a ricordare i fremiti, irraggiungibile realtà. Ma tu dove sei? Ogni giorno più difficile il tempo senza te. Ma tu tornerai, io posso già distinguere, più vicini ormai, io sento i passi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi. E poi finalmente tu tirar tardi sotto casa e di corsa sulle scale insieme a te. Un minuto ancora e poi uno sguardo tra di noi. Voglio guardare addormentarsi gli occhi tuoi, gli occhi tuoi, gli occhi tuoi. Bravo. Grazie Enrico. Bravo 2 volte. Nella pubblicità ti spiego anche il perché. Adesso pubblicità, te lo spiego. Ti spiego Pubblicità. perché sei stato più bravo che nelle prove. Pubblicità, noi torniamo subito, è 3 minuti e mezzo. Amici a casa, eccoci tornati su Casa Peiretti. Allora, è un momento importante perché quest'oggi, 4 luglio, fanno 32 anni di matrimonio i miei genitori, Wow. Mario e Angelica, che saluto tantissimo a casa. 32 hai detto? 32 anni, Ma, 32 anni. spettacolo. Per questo momento ho deciso di cantare una canzone e dedicargliela, però ho bisogno di un pianista. No, non guardare me. C'è un pianista. Ah, guarda chi c'è. C'è un pianista. C'è un sono loro? Sono loro. Che belli che sono! 32 anni insieme. Mi piacerebbe chiedere qual è il segreto di 32 anni insieme. Vabbè.
L'amore. Prima o poi glielo chiederò. E ho bisogno però di un pianista. C'è un pianista in studio? Allora, se Elena sa suonare, Elena sai suonare il C'è piano? un pianista in studio? Elena, puoi andare al pianoforte? No, ha detto Elena che non suona. Io non sono un pianista, io sono autodidatta, ma di tanto. Però questa cosa, visto che è così bella, no? Che tu vuoi dedicare una canzone ai tuoi genitori, ci sto e ci provo. Proviamoci, dai. Allora auguri, è 32. 32. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. È stato come volare qui dentro camera mia, come nel sonno più dentro di te. Io ti conosco da sempre, ti amo da mai. Se dovrà finire prima o poi questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. Fai finta che solo per noi due passerà. Questa lunga storia d'amore. Ora è già tardi ma è presto se tu te ne vai. È troppo tardi ma è presto se tu te ne vai. Guarda che belli che sono i miei genitori. Mi sono emozionato anch'io. Stavo pensando alla storia. Stavo. Bello. Bellissimo. Bello. Che emozioni. Solo Casa Peiretti regala queste emozioni. Facciamo un applauso al nostro pianista di oggi. Ma che sei pianista? Pianisti veri sono altri, io mi diverto, io credo di trasmettere in quest'ora tutto ciò che sono io, un po' pazzo, un po' pensieroso, ogni tanto vado a trovarmi degli argomenti strani, però io sono questo, io mi lancio al piano anche se non ho mai preso una lezione. Se una cosa emoziona me, io spero che riesca a emozionare i miei amici a casa. Quando le cose si fanno con il cuore donano sempre un'emozione, quindi. A proposito di cuore, a proposito di pianoforte, il prossimo brano è un'altra richiesta, perché lo devo dedicare a Valentina, sempre da Cavour, che mi ha richiesto Uomini Soli. Allora ne facciamo proprio un pezzettino così. Resto sul pianoforte voce, amici a casa, cantatela tutti insieme a me, una preghiera sulla solitudine maschile che ha vinto Sanremo nel 1990. Sei pronto? Quando sono nato io. Davvero? Sì. Quindi sei coscritto di Uomini Soli. Sì, sono coscritto di Uomini Soli. Incontri dove la gente viaggia e va, telefonare col topo barba che sa di pioggia e la 24 ore, perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo perché in testa strani tarli, perché ha paura del sesso per la smania di
perché in un mondo falso è un uomo vero, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Ci sono uomini soli per la sete d'avventura, perché han studiato da prete o per 20 anni di galera per madri che non li hanno mai spezzati, per donne che li han rivoltati e persi, o solo perché sono dei diversi, Dio delle città e dell'immensità. Se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi. Ma Dio delle città e dell'immensità, magari tu ci sei e problemi non ne hai, ma qua giù non siamo in cielo, che su un uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Uomini soli, dedicatissima Bravo, Valentina bravissimo. da Cavour. Bravo, bravissimo. Volevo fare un pezzo, poi ho detto, mi sta venendo bene, la continuo. Il problema è che dovevo girare pagina, perché gli accordi a memoria non me li ricordo. Sono le 20:36, arriva un brano che mi hai proposto tu. Sì, mi hai proposto tu. Presentamelo anche, perché non lo conoscevo, però è bello, mi piace. È un brano d'amore per gli amici napoletani. Quindi mi canti anche in napoletano stasera. Mi diletto. Bravo. Ci proviamo, dai. Io mi diletto al piano, tu diletti napoletano. I miei Mi amici piace. napoletani non mi odino per le sbagliate pronunce, No. diciamo. Ma Vai. Finalmente stasera sto insieme a te e nessuno può sentire. Sono poco scornuse sti cose, tu sai, non so buona a le fa. Chi non tiene coraggio in da vita non suona, lo può solo perdere. E perciò si sta in calle, capito? O sono mio sì tu, mi sono innamorato di te. So pazzi te, stai ridendo te fa più vicino, mi passa prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fotte. Si rotto tempo che è passato e tempo perso, così di mare non esiste niente più. Abbracciami stanotte, non mi voglio ricordare, e tutte le volte che da già sono nato, che mi scetavo ma non stivo a quante cose si pensano a volte prima che te voglio bene.
ci fa quasi paura pensare che te puoi innamorare a così rinda un attimo. Com'è bella cantare una canzone per te mentre in mano si cercano e si sbaglia in parole, non succede niente, te guardi e torna a inventare. Mi sono innamorato di te, so pazzi te, so pazzi te. Stare renne te fa più vicino, mi fa sempre prima tu. E allora sì, abbracciami più forte, perché pochi se ne fotte. Si tutto tempo che è passato e tempo perso, così di mare non esiste niente più. Abbracciami stanotte, mi voglio ricordare e tutte le volte che da già sono nata, che mi scettavo ma non stivo qua. Abbracciami stanotte, mi voglio ricordare e tutte le volte che mi sono sbagliato quando parlavo da felicità. Bravo, 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 bravo. Devo dirti che non ho capito una parola, però è stato bello. Vabbè, carino, dai. Non l'ho capito, Abbiamo però fatto- abbracciami più forte, quello l'ho capito. Quello era facile. Questa era facile. È arrivato il momento della musicità, ma facciamola lanciare da Elena, Beh, dai. certo. Elena, vieni Abbiamo- qua vicino a abbiamo me, una vieni qua. valletta. Vieni qua, nel frattempo vedo il nostro schermo che va velocissimo. È arrivato il momento della pubblicità, quindi è arrivato il tuo momento, devi essere convincente. 1, perché torniamo subito. 2, perché la nostra pubblicità è fondamentale, perché senza la nostra pubblicità non saremo qui e neanche loro a casa potrebbero cantare insieme a noi e divertirsi. Terza cosa, dopo ci sono i loro messaggi. Quindi io ti ho fatto un riassunto e adesso tocca a te. Io te andiamo via. Andiamo via. No, andiamo. Fai tu, perché prima sei stato tu da solo e adesso lei per par condicio, no? Mi Bene, sembra amici, rimanete qua con noi e ci vediamo dopo la pubblicità. A dopo. Brava. Un po'. Sei pronto? Sei pronta? Prontissima. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando Quizás. quizás. L'ho fatto apposta, volevo sentire lei, ho tolto i nostri 2 microfoni, vero? Dai, intonata! La freghiamo, la È intonata! Brava, Elena! Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, Quizás.
Quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando. Quizás, 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 Insieme a noi! quizás, quizás, quizás. Dai, avete mai cantato insieme in diretta televisiva? E allora, bravo Peiretti, bravo che ogni Brava tanto Elena. ha queste idee Bravo folli Claudio. e brava, qua ci facciamo i complimenti bravo. tra di noi. Che Bravi voi, bravi tutti. Andiamo a leggere un po' di messaggi arrivati fin qui. Vai, innanzitutto gran lavoro di Paolo questa sera in regia, bravo Grande il Paolo. nostro Paolino che è stato prontissimo anche questa volta. Ciao Casaperetti, dalla famiglia Carmelli, da Alessandria, ciao Carmelli! Ciao famiglia Cermelli. Cermelli, hai ragione, Cermelli, questa sera Peretti non prende un canale, neanche Rete 7. Casa Peretti, una bella parentesi rosa. Dani d'Alessandria. Ciao Dani. Quanti d'Alessandria, grazie ragazzi, grazie. Il prossimo leggo io perché grande amico mio. Grande. Si capisce. Non si vede benissimo, ma L'uomo misterioso, chi sarà? è Sarà? sicuramente un mio amico. Chissà. Enrico, regalaci una serata a Pupo. Viva Casa Peretti, Giovanni d'Alessandria. Mi piacerebbe, Ciao Giovanni. mi piacerebbe una serata dedicata a Pupo. Hai avuto una grande idea. Sì, vai. Bravi ragazzi, sto cantando con voi. Grazie per la compagnia. Ciao da Elena. Elena che Ciao saluta Elena. Non sei tu che l'hai mandato, No, però ovviamente. Elena che saluta Elena, è bellissima questa cosa qui. Questo bel gattone, un saluto a Casa Peretti e tantissimi complimenti Oliver e Napoleone. Ciao Oliver, ciao Napoleone, grazie. Guarda che miccione. Vai Claudio, un abbraccio grande da Luca, Alessia, Nicolò e Ambra. Ciao a tutti. Mua. Bacio a tutti. Ciao, buona serata a tutti. Sandra. Ciao Sandra. Ciao, Sandra. Grazie. Ricordo che domani sera ci sarà uno speciale di Casa Peretti in esterna, la grande festa di Campiglione con tante immagini belle e il concerto di Sonia De Castelli. Ciao Casa Peretti, ciao Enrico Peretti, ciao Claudio Gechi, ciao bellissima Elena, buona serata a tutti voi. Antonio Primiceri da Rivalta, ciao Antonio. Ciao Antonio. Non sono venuto benissimo però io dietro, Ciao, un abbraccione da Stacchio, da Ischitella, Gargano, vi seguo ogni sera, siete unici, forza con la musica che ci fa piacere e rilassare. Ciao, grazie. Ciao. Eustachio. Bravi ragazzi, saluti da Zara, zia Francesca. Ciao zia. Ciao ragazzi, siete bravissimi. Assunta. Ciao Assunta. Vai, Claudio. Tu, la tua voce, emozione unica. Ti amiamo mamma e papà. Grazie e ancora auguri. Auguri da tutti, Auguroni. anche da parte di tutta Rete 7. Tu, la tua voce, carissimo Claudio, potresti cantare a tua scelta una canzone di Michael Bublé? Un grande saluto dal trio di Armeno. Michael Bublé, la prossima volta, certo. Prossima volta arriva Michael Bublé per voi, dalla voce di Claudio. Ciao caro Peretti, un saluto dalla gattina Modoc Jack, un po' manesca Alex da San Giacomo di Roburente. Sei un po' manesca, dovremmo farla incontrare con Blasone, lui Blasone ha il karma dentro, quindi fa calmare qualsiasi cosa. Ciao, grazie! Siete adorabili, coppia splendida, ottima scelta, Jackie e Angie. Grazie Angie. Grazie Angie. Ottima scelta! Sì, sono una coppia bellissima, io sto proprio bene con loro. Ciao Enrico, ciao Claudio, inizio scoppiettante, meraviglioso, un abbraccio grande Stefano, Gabriele, Milli, grazie! All'inizio Ciao Gabriele Milli. difficoltà questa sera nell'inizio, non so come mai. Vabbè, dal vivo è così ragazzi, dal vivo. Ciao Amicone, le tue canzoni mi fanno tanta compagnia. Maurizio, Viladosso, ciao Maurizio! Ciao Maurizio. Ciao, È arrivato il Maurizio. portachiavi, Grazie. Maurizietto? Facci sapere, dai.
che sarà dedicata a Serena. Scriviamo un'altra bella dedica, però firmate i messaggi. Bravo. Firmate i messaggi. Vedi che col tempo. Bravissimo il cantante che c'è stasera. Bravo Enrico che hai sempre ottimi ospiti. Bravissimi, vai Agostino Boggio. Ciao Agostino Grazie, Boggio. Agostino. Grande, il Pippo Baudo piemontese, grande manager, grandissima persona anche. Ci vediamo domani sera, e domani sera sono fare da giuria. Dai, tutti e tre a Sanremo, vi vogliamo vedere a Sanremo. Mario Antonio. Ciao Mario Antonio. Ciao Mario Antonio. E poi leggete voi, Augurissimi ai tuoi genitori, Claudio. Grazie. chiunque tu sia, grazie anche al nome di Firmate i tutti. messaggi. Domani sera sono da fare da giuria, una voce per Giaveno, quindi amici di Giaveno venitemi a salutare, sarò lì dalle 20:30 in poi a far da giuria, grazie anche Agostino. Bravi, ma gli auguri più grandi sono per Angelica e Mario, viva! Auguri. Viva l'amore. Sempre, lo dico sempre. Un saluto da tutti noi, Daniele, Mimmo, Marzia, Rosa e Manu da Nichelino. Grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Bellissimi. C'è che piccolino laggiù. In questi giorni la Val d'Aosta ha avuto un'alluvione, anche in Piemonte siamo tutti vicini a voi, da Piero l'Alpino di Gressonei, giusto? Bravo Piero, viva gli alpini, anche a Ciao, tutti gli Piero. alpini che sono impegnati a fare del bene in Val d'Aosta, in tutta Italia, in tutto il mondo. Bravo, una famiglia meravigliosa, gli amici di una vita, augurissimi Angelica e Mario, vai Claudio, un bacio da Manu ed Alex, ciao! Ciao Mario e Alex. Ciao a tutti. Elena, il prossimo è per te, vai! Grazie per la splendida abbracciami. Abbracciami. Abbracciami, sì, come il titolo? Abbracciami. Abbracciami. Bravo Claudio, un abbraccio da Isa da Santena. Santena! Grazie. Ti abbraccio. Ciao, bravo, sono tua cugina Mariangela! Ciao Mariangela. Viva la Grazie. cugina! Vai! Ciao Enrico per le canzoni che ci hai cantato. Valentina e Piero da Cavour. Ogni Grazie. promessa è un debito qui in Casa Peretti, tutte le richieste prima o poi vengono cantate. Bravissimi, un bacione ai tuoi genitori, 32 anni d'amore, sembra ieri, Gabriella è felice! Ciao Gabriele Felice. Ma quanto siete bravi, Angi? Sì! Grazie Angi! Grazie Angi. Grazie. Complimenti! Vai tu! Complimenti per la trasmissione, vi seguiamo sempre tutte le sere. Un caloroso saluto e un abbraccio da Palmi, Ivo Colnago da Varedo. Da Montebriano. Varedo! Ciao Varedo! Ciao Palmi! Ciao Ivo! Grazie! Ciao. Tutte le sere in diretta! Casa Peretti, ormai da 4 anni che vi teniamo compagnia, noi tenete compagnia a voi, cioè noi tenete compagnia a me. Ciao Enrico, ciao a tutti, anche stasera piacevolissima puntata, siete sempre grandi con le vostre canzoni e la vostra simpatia. Luciano di Brandizzo! Ciao Luciano. Ciao Luciano. Siete mai stati a Brandizzo? Sì. Sì. Ah boh, allora, di solito Sì, mi sì. dicono di no, cioè, ho capito, siete già stati a Brandizzo? Sì. Bravi, io no, voglio andare a fare un giro a Brandizzo. Sempre più bravi, lo dice Aldo, grazie Aldo, grazie. Ciao Aldo. Ciao Aldo. Siete bravissimi, caro Claudio, hai cantato stupendamente bene in napoletano. Un saluto da Santena, sempre Oh, Isa. grazie Isa. Cucina bene gli asparagi, Isa? Sei È mai molto stato? brava a cucinare, Isa. Lo so, mi sembrava. Da buona napoletana. Un saluto da Zoe. Ciao Ciao, Zoe. Ciao Zoe. Eccolo. Che bella Oh, Zoe. ma che cagnolone. Ma quanti siete stasera? Ok regia, visto che manca troppo poco per andare a cantare una canzone, manca veramente poco, andiamo a vedere anche un po' di messaggi, se puoi, di voti che sono arrivati questa sera, qualche numero, vediamo un po' se la nostra regia può farlo. Andiamo avanti, buona serata, bravissimi. Erika da Moncaglieri, grazie Erika, grazie. Ciao Erika, grazie. Vediamo un po' se abbiamo qualche voto, perché tanto manca solo un minutino prima di saluti, altrimenti complimenti a tutti. Claudio sempre più bravo, Ornella e Fausto. Grazie Ornella e Fausto. Grazie mille. Giustissimo, sempre più bravo. È un delirio, la regia mi ha scritto che è un delirio di messaggi questa sera. Io vi bene, dai, ringrazio.
Sì, dici, questo però non lo posso dire, mio caro Paolo. Ricordiamo che se volete votare le 7 band in gara andate su YouTube perché il tempo scade, avete qua 2 minuti di tempo su Rete 7, altrimenti su YouTube. Nel frattempo salutiamo Lucky. Ciao Lucky! Ciao Lucky. Questa sera ha cantato per voi Elena! Ha presentato per voi Elena! È sempre più bravo, sto ragazzo è sempre più bravo, ha sempre più padronanza del microfono e della telecamera. Signore e signori, per voi Claudio! Grazie a tutti. È sempre un piacere. In regia Paolo, ottimo lavoro questa sera, ringrazio questa sera un po' più di tempo, quindi ringrazio sempre il mio manager, il mio ormai tuttofare, io mi confido con lui, mi ascolta, poverino mi ascolta sempre. Ciao Giuliano Falco, mi raccomando, fai il bravo anche questa sera, tanto ci sentiamo dopo la puntata. Se volete rivedere questa di puntata alle ore 21:30, canale 83 Piemonte Più, da domani seguiteci sui social, ok? Mettete un bel mi piace sul YouTube di Casa Peiretti e domani sera in onda uno speciale eccolo lì, quello è Falco, Giuliano Falco, è arrivato il Falco. Non credo che sia un falco, nel frattempo mi ha scritto Giuliano che lui è sempre bravo. Tu lo so che sei sempre bravo, altrimenti non mi avresti sopportato per questi 4 anni bellissimi di musica insieme e di trasmissione televisive insieme, perché tutto ciò che vedete è sempre supervisionato da lui. Se ho un'idea gliene parlo prima a lui e lui mi dice o sì oppure ne discutiamo. Ciao ragazzi, grazie di cuore. Domani sera Casa Peiretti speciale Campiglione con tante immagini belle.